Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con i puledri di 2 anni. Sono 10 al via in questa prima corsa: 1 Barba Blu, 2 Bonton GSO, 3 Bottafumero, 4 Big John Peace, 5 Byron di Poggio, 6 Batic delle Badie. In seconda fila 7 Blood Runner Font, 8 Balilla Slide, 9 Budweiser Matley, 10 Bertas. Velocissimo Byron di Poggio prende il comando davanti a Big John Peace, poi in terza posizione Bonton GSO. Nessuno in errore, ma è Bonton GSO proprio il primo a gettarsi di galoppo dal terzo Numero posto alla 2 corda. Bonton GSO squalificato. Poi vediamo in terza posizione Botafumero con all'esterno il 10 di Bertas, subito di fuori lì scoperto, poi Barba Blu il debuttante. Intanto però Byron di Poggio è saldo al comando, passi i primi 400 metri in 34 con Vincenzo Piscoglio, seconda posizione per Numero Big 6 John Batic Peace, delle si Badie riavvicina. squalificato. Botafumero intanto la squalifica anche per Batic delle Badie, il debuttante di Eric Bondo. Arriviamo ai 600 passati dal figlio di Cantaboli, in 47 appena abbondante. Passaggio davanti alle tribune, Byron di Poggio davanti a Big John Peace, Botafumero all'esterno il 10 di Bertas che si trascina Balillas Light, prende la via esterna anche il Budweiser Masley, mentre Barba Blu è quarta alla corda. Il giro in 1-2 e mezzo con Byron di Poggio saldo battistrada davanti a Big John Peace. Bertas che cerca di avanzare gradatamente, sempre con in schiena Balilla Slight, curva in 15,6, viene fuori 1 chilometro in 1,18 appena abbondante con Byron di Poggio saldo al comando, coda dritta con Vincenzo Piscoglio che allunga con bella azione sulla retta delle scuderie. Cerca di tenere contatto Maurizio Cheli con Big John Peace, 14,9 la retta di là, Byron di Poggio saldo battistrada, esce dalla corda Botafumero in anticipo su Balilla Slide mentre ha ceduto Bertas. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Byron di Poggio in vantaggio. Una decina di metri ancora il margine, si avvicina a Botafumero, ultimi 100 metri, Botafumero avvicina Byron di Poggio, al largo anche Balilla Slide, ultimi 50 metri, Byron di Poggio è in difficoltà, Botafumero sul palo, vicinissimi due, vicinissimi, è finito fortissimo anche Barba Blu di dentro, mentre Balilla Slide di fuori nell'arrivo lento in 32,2, 1,17,8 la media al chilometro. Rivediamo se l'allievo di Paolo Leoni è riuscito a battere il battistrada, l'arrivo è molto serrato, Botafumero ci ha creduto, Byron di Poggio è andato in crisi agli ultimi 100 metri, rivediamo, attacca l'allievo di Paolo Leoni, Botafumero che probabilmente lo batte, probabilmente Botafumero coglie la sua prima vittoria in carriera, il figlio di Nadal Shiba del signor Rino Ferri. Il lavoro dietro le quinte del figlio Claudio Ferri per Botafumero, aspettiamo di vedere l'esito del giudice d'arrivo, ma possiamo sbilanciarci. Botafumero ha vinto alla quota, tenetevi forte, di 62,39, 62,39. Si inizia col botto alla prima di Bologna. Botafumero, Paolo Leoni, alla sua prima vittoria in carriera, mentre è serrata anche la lotta per il terzo posto tra il numero 8 di Balilla Slide e l'1 di Barba Blu. Attendiamo l'esito del giudice d'arrivo.